Dove il legno ancora vive, a Cordignano, dove andiamo a conoscere Itlas, un'importante azienda che ha privilegiato la filiera corta. Itlas è un'azienda di pavimenti in legno nata nel 1988, in questo momento abbiamo più o meno un centinaio di dipendenti. Questo è l'anno del 10° anniversario, diciamo, del progetto Assi del Cansiglio, che è un progetto nato per utilizzare, insomma, il legno più vicino alla foresta, è molto vicino all'azienda, il legno più vicino possibile, in questo caso all'azienda, più o meno a una ventina di chilometri. Un progetto importante teso a valorizzare lo straordinario patrimonio forestale del Cansiglio, duramente colpito lo scorso anno dalla tempesta Vaia. Chiaramente dopo la tempesta Vaia del 29 ottobre del 2018, in maniera ancora più forte abbiamo voluto, insomma, essere vicini alla foresta, dando il nostro sostegno, in questo caso al recupero dei faggi. L'accordo è stato quello di ritirare tutti i faggi caduti durante la tempesta, e ora l'importante sarà, insomma, riuscire a tirarli fuori in maniera più veloce possibile e in maniera di riuscire a lavorarli il prima possibile. E le piante sono state acquistate a prezzo di mercato. Sì, l'idea dell'azienda non è mai stata quella, insomma, di sfruttare queste occasioni per comprare legno ad un prezzo più basso di quello che è il mercato, ma abbiamo voluto dimostrare la vicinanza alla foresta comprandolo anche a qualcosina di più per aiutare, appunto, la foresta e le aziende che dovranno lavorare durante questo periodo ad estrarre i tronchi della foresta, appunto in questo modo per aiutarli sia la foresta che le aziende in questo caso. L'evoluzione aziendale vi ha portato ad aprire alcune attività commerciali dirette al pubblico. Noi abbiamo 5 negozi di proprietà sviluppati nella parte del nord Italia in questo caso, e dopo abbiamo dei rivenditori, insomma noi chiamiamo partner perché ci piace pensare che loro siano dei nostri partner più che dei nostri clienti, che ci aiutano anche nel resto d'Italia a portare avanti il nostro marchio. Avete adottato la filiera corta, come detto. È possibile che sia ripristinata quella completa del settore legno nel Veneto? Sarebbe molto interessante e intrigante. Chiaramente la difficoltà sta sicuramente nel riuscire, appunto, nel mondo d'oggi in cui anche i materiali che appunto vengono da più distante sono facilmente reperibili, lo sviluppo di determinati prodotti partendo appunto dal legno veneto sarebbe molto intrigante.